Camion perde tubi di cemento da 50 quintali lungo la strada a Ponte della Priula, colpita un'auto, miracolosamente salva la donna al volante, testimoni atterriti, traffico in tilt. A Treviso i funerali della 38enne travolta e uccisa in strada Ovest, lo zio di Giulia morto nella notte, forse troppo il dolore per la tragedia, commovente la lettera dei genitori del compagno. Razzie continue in negozi locali tra Santa Lucia di Piave e Conegliano, il video di uno dei rider ripreso dalle telecamere, i sindaci chiedono più controlli, i commercianti rilanciano la sorveglianza privata. Aggressioni, rapine e danni di coetanei in centro a Jesolo, una banda di 5 minorenni trevigiani individuata dalla polizia, per tutti scatta il Daspo Willy. A Vittorio Veneto è stato sostenuto con forza, ma il suo risultato è stato deludente. Il segretario provinciale della Lega replica le polemiche del candidato sindaco del Carroccio fuori dal ballottaggio e conferma il giro di vite sui ribelli nei comuni dove il partito si è frantumato. Intanto la Lega controbatte la manifestazione del centro-sinistra a Roma martedì, scendendo in piazza venerdì 21 a Montecchio Maggiore per difendere l'autonomia. Truffe seriali, danni di una società di leasing scoperte e bloccate dalla Guardia di Finanza di Treviso, 30 persone denunciate e 22 imprese coinvolte. Un altro successo per Barbara Pozzobon nel nuoto di fondo, la stella di Macerata conquista la medaglia d'oro nella 25 km femminile agli europei di nuoto a Belgrado. Adunata Triveneto degli Alpini a Bibione, iniziata la 3 giorni di festa che Antenna 3 seguirà in diretta domani alle 11 la messa da Cesarolo, alle 20 di domani sera la serata di cori e fanfare, domenica dalle 7:30 del mattino il racconto dello sfilamento delle pene nere. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso si apre con la cronaca e con l'incidente che ha paralizzato il traffico questa mattina a Ponte della Priula e pochi centimetri hanno salvato una donna al volante dall'impatto che sarebbe stato letale con dei tubi di cemento di 50 quintali. Noi abbiamo visto abbiamo sentito un grosso rumore di acciaio, di ferro, di tubi che cadevano giù. E poi abbiamo visto, ci siamo affacciati alla porta e abbiamo visto il tubo che si fermava sulla povera Smart della signora. La cosa che è stata peggiore è la poveretta, la signora in macchina che si è vista il tubo arrivare. Andrea e Michele gestiscono il negozio di barberia a ridosso della rotatoria, dove in mattinata si è sfiorata la tragedia quando un tir di una vicina ditta ha perso 3 grossi tubi di cemento. Il mezzo pesante era diretto a Conegliano quando parte del carico è caduto sull'asfalto. Un blocco in particolare è rotolato fino a colpire la Smart di una donna di Susegana pronta a immettersi nella rotonda. Una scena quasi surreale, poi il sospiro di sollievo collettivo. Cioè il tubo quando è caduto proprio ha rotolato pianino e si è fermato sulla macchina. È stato mezzo miracolo perché non è caduto sopra. Un miracolo che è andata bene a una nostra concittadina qua. Fai conto che una Smart ha preso il muso davanti e è cascato proprio giù davanti il muso della Smart. Fortuna. È andata bene. È andata bene. Miracolo o caso fortuito, a Ponte della Priula, snodo tra i principali della Marca, è stato comunque il caos. Sul posto polizia locale, pompieri, soccorso stradale con autogru. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone, soltanto qualche disagio per la viabilità, però grazie a una ditta privata e vigili del fuoco, insomma all'opera di tutti, siamo riusciti a liberare la strada in tempi veramente brevi. Erano una cinquantina di quintali all'uno e niente, siamo riusciti a spostarli e ricaricarli nel mezzo e far defluire il traffico. Nonostante la tragedia sia stata evitata, si dovrà comunque fare chiarezza sull'accaduto. Rilievi e indagini sono in corso per capire eventuali responsabilità della ditta e dell'autista. Resta la sensazione diffusa di uno scampato pericolo. Io non faccio mai la rotonda in bici, sempre la ciclabile, perché la rotonda è cattiva. Davvero impressionanti quelle immagini, quelle istantanee dei blocchi di cemento a pochi passi dall'auto. Non è stata così fortunata Giulia Mauri, la 38enne travolta in bici da un furgone in strada Ovest nel pomeriggio a Treviso. L'addio, lacrime in una chiesa gremita per i funerali. È stata letta anche una lettera scritta dai genitori e dal compagno. La notizia della tragica e improvvisa morte di Giulia ha veramente spezzato il cuore.
Una folla di amici e parenti ha salutato per l'ultima volta Giulia Mauri, tragicamente scomparsa a 38 anni, travolta il 3 giugno da un furgone mentre era in bicicletta lungo Viale della Repubblica. La cerimonia è stata officiata nella chiesa del Sacro Cuore da Don Giovanni e Don Tiziano Rossetto, rispettivamente parroco del Sacro Cuore e parroco di San Pelaio, dove Giulia con il fidanzato Matteo vivevano da un anno. Prima dell'inizio della funzione è stata letta una lettera scritta dal compagno e dai genitori. Non c'è nulla che possa lenire il dolore di questa perdita, ma siamo certi che la sua gentilezza, il sorriso delle labbra e degli occhi, quegli occhi trasparenti che aprivano il cuore, la sua paziente determinazione e la perseveranza nei progetti continueranno a vivere nei nostri ricordi. Sopra il feretro di Giulia rose bianche e una corona di fiori gialli e rossi. Seduto a poca distanza il compagno di Giulia, Matteo, che ha trovato conforto nel supporto della madre Paola. In chiesa anche il sindaco Mario Conte. Assente alla cerimonia il padre di Giulia, Renato, gravemente malato. Lutto nel lutto, mentre la famiglia affrontava questo momento doloroso, lo zio Giorgio è morto durante la notte, forse a causa dell'immenso dolore per la perdita della nipote. La presenza di ciascuno di voi qui oggi è un tributo alla vita di Giulia e un segno dell'affetto e dell'amore che ha lasciato dietro di sé. I compagni del centro sportivo Rembucana, i maestri Ofelio, Davide e Michelana hanno annunciato una raccolta fondi per aiutare i giovani che non hanno la possibilità di praticare sport. In segno e nel nome di Giulia, i fondi raccolti saranno devoluti all'assessorato allo sport di Treviso. Una baby gang tutta trevigiana, quella che ha colpito a più riprese a Jesolo, aggredendo e rapinando coetanei, è stata individuata dalla polizia ed è scattato anche il cosiddetto Daspo Willy. Messaggio per cui quando combini qualcosa a Jesolo ne paghi una conseguenza. Non è la prima volta che succede, quindi questo è assolutamente il tipo di messaggio che voglio dare e che ci permette di dire che piano piano siamo riusciti nel tempo a migliorare molto la situazione di sicurezza nella nostra città e a portarla sotto controllo. Così commenta il sindaco di Jesolo la decisione del questore di Venezia di disporre 5 Daspo Willy nei confronti di altrettanti minorenni al termine di un'intensa attività di indagine nella località balneare e in seguito a 3 denunce presentate al commissariato nelle ultime settimane da alcuni giovani che avrebbero subito in 2 diverse serate aggressione, furto di denaro, oggetti preziosi e indumenti di marca nella zona centrale jesolana interessata dalla movida notturna. I minorenni sarebbero tutti originari di Treviso. Dal Covid assistiamo a un abbassamento della tolleranza probabilmente anche sociale rispetto alla violenza, rispetto anche al consumo di bevande alcoliche, di sostanze stupefacenti, quindi esiste anche un limite rispetto a quello che possono fare le forze dell'ordine e anche l'amministrazione comunale e quanto dovrebbe fare la società nel suo complesso e l'educazione. Tra i casi segnalati potrebbe esserci anche quello denunciato ai nostri microfoni lo scorso 27 aprile. Oltre alle informazioni fornite dalle persone offese, importantissime anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il Daspo Willy dispone l'interdizione della frequenza dei locali pubblici e aree urbane prossime a questi ultimi soggetti ritenuti responsabili di fatti che abbiano destato particolare allarme sociale e siano stati lesivi dell'ordine e della sicurezza pubblica. I 5 sono stati deferiti all'autorità giudiziaria anche per il reato di rapina. Il messaggio del sindaco è chiaro. Jesolo è e resta un luogo di divertimento, ma un divertimento sano e dentro le regole, quindi chi viene a Jesolo per far casino, per violare la legge, non è un ospite gradito, quindi lo vogliamo dire in maniera chiara. Se vieni a Jesolo per fare questo non ti vogliamo, ecco. È un messaggio molto chiaro. E a proposito di aggressioni, ma soprattutto di furti, ecco, torniamo nella Marca e torniamo nella zona del Coneglianese che non ha davvero pace. Ladri ancora in azione. Dopo Conegliano tocca a Santa Lucia di Piave, razziati bar e locali. Nelle immagini il colpo al bar Doc e al vicino Tennis Club.
Ha provato la porta, ha visto che non si apriva, me l'ha rovinata in 2 punti, abbiamo dovuto sistemarla, poi ha preso la sedia, si è messo là, ha rotto la finestra, la serratura, comunque sono bocche di lupo, ha sganciato i gancetti, l'ha fatta cadere verso l'altro vetro e mi ha rotto la finestrella. Poi scavalcando si è appoggiato al bancone, è entrato e ha fatto quello che doveva fare. Elisa Serafina, titolare del Bar Doc, ha assistito praticamente in diretta alla razzia del suo locale. Sono le 4:50 del mattino quando l'allarme la tira giù dal letto. Le telecamere in tempo reale inquadrano un uomo con le mani nella cassa. Ha preso tutto quello che c'era, monetine di rame, monete, la carta che c'era, e giustamente noi nel cassetto teniamo dei blister per una questione quotidiana di cambio. Ha preso su quelli e poi l'allarme funzionava, la sirena funzionava, lui ha agito senza nessun problema, è uscito, ha aperto la porta, ha sistemato anche la sedia che aveva usato per aprire la finestra e è andato via, quindi è stato anche gentile da una parte, educato. Elisa sorride ma un riso amaro. Quelle telecamere erano state acquistate nel 2021 dopo una raffica di furti. 4 nel giro di 6 giorni. Telecamere non servono perché devo vedere cosa fa la gente, ma io voglio essere sicura che le mie ragazze che lavorano qua siano sicure, che i clienti siano sicuri e io in primis, perché comunque ci vivo quasi dentro qua. A ridosso del Bar Doc c'è il Junior Sporting Tennis, stesso copione, ma il bottino è stato ancora più consistente. Sono entrati da lì, da quella finestra lì. Sono scesi, sono calati, hanno preso quello che dovevano prendere e poi sono usciti dalla porta antisfondamento, che è questa. Quindi non hanno toccato niente, hanno preso, sapevano dove erano, probabilmente dove era il denaro, e se ne sono usciti, circa 6.000 euro. Erano rimasti qua perché dovevo pagare alcune cose e quindi sono spariti, non lo so, altro non so dirti, insomma. Sicuramente persone addestrate per fare questa cosa qua, perché in poco tempo hanno fatto. Perché sapevano dove mettere le mani. Sicuramente. Altro colpo poco distante alla gelateria Coni d'Amor a Sarano. Anche qui il ladro è entrato con destrezza, dirigendosi poi verso la cassa. Tentata effrazione nel vicino negozio di barberia. È comunque casa nostra. Sì, abito, ma qua è anche qua casa mia. Connesso ovviamente a queste vicende c'è il tema dei controlli che vengono chiesti a gran voce dai primi cittadini sia di Conegliano che di Santa Lucia di Piave, e mentre i commercianti e i negozianti rilanciano la sicurezza, la sorveglianza privata. C'è sempre grande amarezza e tristezza e anche rabbia, ovviamente, perché sappiamo che il territorio dovrebbe sulla carta essere maggiormente presidiato, le forze dell'ordine fanno già molto rispetto a quello che si chiede. È chiaro che questa cosa porta anche un po' di rabbia da parte dei cittadini e non solo. Si fa portavoce del malessere dei suoi concittadini il sindaco di Santa Lucia di Piave, Fiorenzo Fantinella, davanti a una delle attività colpite. Lui stesso recentemente è stato vittima di furti nella sua abitazione. Nel giro di 2 anni, 2 volte, ma insomma come me altri cittadini, e di conseguenza, guarda caso, sempre nelle ore pomeridiane d'inverno, dove, ripeto, alle 16:30, 17 è già buio. Fantinella chiede più controlli proprio nella fascia serale, soprattutto nei mesi autunnali e nelle ore notturne. Richiesta analoga arriva anche da Conegliano dopo il raid che ha interessato più attività tra via 24 Maggio e via Manin. Dobbiamo intensificare la sorveglianza, sono cose che danno molto fastidio, soprattutto perché colpiscono della gente che lavora quotidianamente, dà un servizio alla città, perché dobbiamo assolutamente individuare, come abbiamo fatto altre volte, questi personaggi e assicurarli alla giustizia, sperando poi che la giustizia faccia proprio corso e tenga queste persone lontane dalla nostra città. Non è facile poi individuare queste persone perché sono delle bande organizzate che si stanno spostando da comune in comune. L'umore tra i commercianti è pesante, ma si avanza una proposta. Vogliamo fare un ringraziamento alle forze dell'ordine per tutto il lavoro che stanno facendo. Poi vogliamo fare anche un ringraziamento all'amministrazione che hanno installato le telecamere per avere un occhio in più sulla città, però non basta. Diciamo che non guardano più niente, secondo me sono proprio alla ricerca di soldi e basta. Però, ripeto, per 60 euro buttano giù un lastrone antisfondamento che poi ne costano 3.000. Cioè, è questo il dramma. Chiediamo, cioè,
pensiamo più che altro di dare un aiuto concreto alle forze dell'ordine con un pattugliamento privato. Sorveglianza privata dunque da portare avanti, dice Roberto, anche con MOM e le ferrovie, con risorse sia pubbliche che private, proposta che Chiesa sembra però rimbalzare. Ma io penso che bisogna intensificare i fondi per quella pubblica e chiedo questo anche al Ministero, al Governo, di aumentare le dotazioni organiche sia dei Carabinieri che della Polizia di Stato, perché è l'unico modo in cui si può venire fuori da queste situazioni. Torneremo alla cronaca fra poco, ma adesso c'è la politica, le tensioni nella Lega in vista del ballottaggio a Vittorio Veneto. Dimitri Coin stoppa le polemiche di Giovanni Braido. In queste ore l'incontro con i militanti vittoriesi. Lunedì attesa per il Consiglio provinciale, ci saranno espulsioni, ma nessuna lista di proscrizione riguarda i big del partito. Sentiamo. Braido è stato assolutamente sostenuto, il fatto stesso che sia diventato candidato sindaco e che abbia rappresentato la Lega in questa tornata elettorale dimostra che assolutamente è stato sostenuto. Fino a 2 mesi fa il candidato era un'altra persona, tutto il resto io lo riconduco a pura e semplice amarezza per un risultato che è stato assolutamente deludente, perché non dobbiamo nasconderci dietro la realtà. A Vittorio Veneto la Lega ha fatto consiglieri comunali 0. Il verdetto delle urne è stato chiaro, talmente chiaro che per Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega, le polemiche stanno a 0, comprese quelle innescate da Giovanni Braido, che rimasto fuori dal ballottaggio ha di fatto annunciato il suo sostegno alla candidata del centro-sinistra Mirella Bagliana, lamentando di essere stato abbandonato in campagna elettorale proprio da Coin. Una latitanza politica, chiamiamola così, che per Braido dimostrerebbe il forte legame dello stesso Coin con Gian Antonio Darè, l'ex segretario nazionale espulso dal Carroccio e nume tutelare di Gianluca Posocco. Coin per questo andrebbe espulso, sarebbe il pensiero di Braido. Il diretto interessato però non si scompone e si dichiara alle grandi manovre proprio in vista del ballottaggio. Questa sera una riunione con i militanti, ci vediamo alle 19 appunto con i militanti e su questo tema ne parleremo se volete domani, perché è giusto che prima io senta i militanti della sezione di Vittorio Veneto. Un ulteriore passaggio sarà fatto lunedì nel corso del Consiglio provinciale del partito, dove non c'è solo il nodo di Vittorio Veneto. Faremo un'analisi, come dicevo prima, del voto e se c'è da fare qualche rimprovero tra di noi ce lo faremo a tutti i livelli senza nessun problema. Chi dovrà farlo a me lo farà e quelli che dovremo fare ad altri esponenti del partito li faremo, ma niente di particolarmente traumatico. Ma il concetto di trauma nella Lega è relativo, espulsioni comunque ci saranno. Chi era iscritto nella Lega e ha lavorato per liste non autorizzate automaticamente sarà allontanato. Come Cairano, Povegliano e Valdobbiadene. Sì, esatto. È il caso dei comuni, per esempio, di Povegliano, Valdobbiadene e Cairano. Nessuna azione formale invece nei confronti di quei big sospettati di aver supportato candidati non ufficiali, ricorrenti nomi di Roberto Bet e Alberto Villanova, pesi massimi in regione. Non erano in liste avversarie. Comunque non sono in nessuna lista di proscrizione. No, non ci sono liste di proscrizione. E intanto la Lega a livello regionale cerca di ricompattarsi anche attorno all'autonomia e quindi per controbattere alla manifestazione di Roma del centro-sinistra prevista martedì ci sarà, l'ha annunciato proprio oggi nei nostri studi a Focus e poi nella nostra intervista, una manifestazione regionale per l'autonomia il 21 a Montecchio Maggiore. Noi conosciamo il tema dell'autonomia, i veneti hanno una forte vocazione autonomista e saranno in piazza venerdì 21 a Montecchio per dimostrare che questo territorio merita questa riforma. E perché no, forse anche a festeggiarla. È la settimana decisiva questa per l'autonomia, con il passaggio sugli ultimi emendamenti. E mentre a Roma il centro-sinistra unito convoca una manifestazione il 18 giugno proprio contro il disegno di legge, alla luce dell'ultimo episodio accorso alla Camera con l'aggressione al deputato pentastellato Donno, la Lega risponde dal Veneto che dell'autonomia è patria. 21 giugno Montecchio, una manifestazione ideata e organizzata dallo stesso segretario Alberto Stefani. Si torna in piazza in risposta alla piazza lanciata da Giuseppe Conte che dirà il tutto, il contrario di tutto. Montecchio contro Roma, se il centro-sinistra marcia compatto, della manifestazione nel Vicentino la Lega invece rivendica la paternità. Ci saranno tantissimi leghisti e spero anche non leghisti che tessereremo in Lega. Io non faccio sfide interne al centrodestra, credo però che la piazza dell'autonomia e dell'orgoglio leghista riaccenderà i cuori di tanti leghisti. Una manifestazione convocata anche per ricompattare il Carroccio, uscito con le ossa rotte dalle
ultime elezioni e che dell'autonomia ha fatto la sua principale bandiera. Situazioni locali ci sono sempre state, c'erano prima, ci saranno poi, però è una Lega che ha trovato la sua compattezza attorno al tema dell'autonomia e non poteva che essere così. La Lega, che lancia l'amo ai colleghi di Partito Autonomisti, e dichiara apertamente di non avere intenzione di lasciare ai colleghi meloniani la guida del Veneto. Credo che la Lega possa sicuramente ambire a governare il Veneto e lo possa fare anche indipendentemente dalla coalizione qualora servisse. Torniamo alla cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza che ha scoperto truffe seriali ai danni di società di leasing in provincia di Treviso. Generatori di corrente, carrelli elevatori, insacchettatrici e troncatrici, per un valore che va dai 40 agli 80.000 euro per macchina. Venivano offerti a società di leasing con tanto di brochure prodotto e manuale di funzionamento. Contemporaneamente proponevano alle stesse anche l'impresa interessata al contratto di locazione della macchina. Un vero e proprio sodalizio criminale che operava dal 2018 con un meccanismo ben oliato è stato smascherato dai finanzieri del comando provinciale di Treviso. Negli anni ha messo a segno 18 truffe ai danni di 5 società di leasing attive a Venezia, Milano, Siena e Bologna. Le società di leasing acquistavano il bene, quindi pagando un compenso alle aziende fornitrici proponenti, dopodiché i conduttori pagavano solo le prime rate del contratto di leasing per poi far perdere le proprie tracce. Un'indagine partita nel 2019 proprio da una verifica fiscale a carico di una delle società al centro della frode. I finanzieri hanno notato subito diverse anomalie che hanno dato il via ai primi accertamenti. Le indagini hanno portato le Fiamme Gialle a contattare anche i marchi di fabbrica dei macchinari, scoprendo così che non erano mai stati prodotti, oppure presso le sedi delle aziende che avevano il contratto di leasing i militari finivano per trovare soltanto imballaggi. Gli indagati sono 30, tutti denunciati per il reato di truffa aggravata dall'abuso di prestazione d'opera. 5 di questi sono anche stati segnalati per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indefinita di truffe seriali ai danni delle società di leasing. Loro adoperavano 4 imprese, 3 delle quali avevano il compito di fornire i macchinari inesistenti, una invece era dedicata alla predisposizione della manualistica tecnica per far credere che i macchinari fossero realmente esistenti. Oltre al profilo penale, i finanzieri si sono mossi anche sotto il profilo tributario. Se il valore delle truffe ammonta ad 1 milione di euro, è stata contestata anche l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per 3,5 milioni di euro, per un'IVA evasa pari a 1,5 milioni di euro. Pochi istanti di pubblicità, c'è ancora molta cronaca, ma poi soprattutto andremo a Bibione dal nostro Lucio Zanato che ci parla della Dunata Triveneta. Andiamo in pubblicità. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso. Prima di continuare con la cronaca andiamo a Bibione da Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. Ha preso il via ufficialmente la Dunata Triveneta degli Alpini a Bibione. Buonasera Lucio. Buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Allora, siamo a Bibione, siamo con gli alpini finalmente a quota zero, però visto che siamo al telegiornale di Treviso, a Bibione parliamo con gli alpini di Conegliano. Perché? Perché loro sono qui, perché il prossimo anno 2025 saranno loro a organizzare il raduno del terzo raggruppamento, e quindi sono qui a fare promozione in Piazzale Zenit. Questo per dire perché sono qui, dopo li sentiremo. Allora, brevemente, è iniziato questo raduno triveneto di Bibione, è iniziato dal Passo della Mauria e vedremo dopo il servizio del nostro Omar Costantini, dove ci sono le sorgenti del tagliamento. Domani arriverà la staffetta qui proprio a Piazzale Zenit. Altre iniziative che sono capitate oggi, sostanzialmente l'inaugurazione delle mostra molto interessante sull'attività di protezione civile dell'ANA, ma anche un'altra bellissima mostra dedicata ai giovani, ai campi scuola, che è la vera
secondo me dirompente novità pensata dagli alpini per attrarre i giovani e dargli formazione. Domani mattina invece, mi raccomando, dalle 11, anzi dalle 10:55 collegamento con Antena 3, perché faremo vedere la celebrazione della Santa Messa Alpina presieduta dal Vescovo di Pordenone qui a Cesarolo, che è una frazione vicino a Bibbione. Insomma, tante iniziative che si stanno portando avanti, soprattutto tanti gli alpini che finalmente sono arrivati. Stasera se ne vedono di più rispetto ad oggi. Perché? Perché naturalmente è finito il momento del mare e quindi ci si veste veramente da alpini. Allora, intanto cominciamo. Un commento. Un commento, noi siamo arrivati oggi pomeriggio, come siamo arrivati abbiamo montato il nostro gazebo qui per la promozione per la nostra Triveneta per il prossimo anno 2025. Ma quanti fra avete trovato? Per strada tanti alpini, tantissimi alpini e vedo questa sera tanti di più e vedo che ne arrivano sempre di più. Comunque. Grazie Sandro Cenedese. Invece abbiamo Gino Ceccarin, che lui è, diciamo così, quello che ha il giornale, diciamo così, di Conegliano, ovvero Fiamme Verde. Allora, come racconterai questa adunata triveneta? La adunata triveneta, come anche l'adunata di Vicenza, verrà raccontata in fotografia. Solo fotografia, un piccolissimo trafiletto per dire dove siamo, perché le adunate bisogna viverle e non si può raccontarle, quindi giusto una visione d'insieme e il passaggio della stecca molto importante tra i vari presidenti. Ecco, un sentino veloce invece con Gino Dorigo, perché lui è presidente del comitato che presenta l'adunata dei 100 anni di Conegliano. Tanta gente che viene già a sentire come andrà. Assolutamente sì, l'emozione è tanta, stiamo aspettando, come ha detto il nostro direttore, questo passaggio della stecca che per noi inizia questo percorso intenso fatto di 100 anni di storia, di tanto lavoro fatto con i nostri gruppi e quindi l'emozione è sicuramente tanta. Ed è una cosa che poi noi naturalmente come Antena 3 seguiremo veramente. Adesso ci vediamo in servizio di Omar Costantini, perché è l'inizio quello diciamo ufficiale, ovvero con la staffetta che è partita questa mattina dalle sorgenti del tagliamento. Però prima volevamo concludere questo collegamento ricordando il generale Chiesa. Perché? Perché è stato l'animo del Conegliano e quindi, visto che si parla del Conegliano Bibbione, vale la pena ricordarlo perché lui è andato avanti qualche giorno fa. Abbiamo fatto il funerale martedì. Praticamente Franco Chiesa, il generale Franco Chiesa, è stato colui che ha fatto il comitato del raduno al gruppo Conegliano, è stato colui che ha messo insieme un gruppo di volontari per organizzare il raduno del gruppo Conegliano. Che pur essendo il generale della Cadore, lui comunque viene ricordato perché è stato il comandante del gruppo Conegliano. E ha anche comandato il gruppo Conegliano, mi sembra nell'82 se non vado errato. Sì, prima parte degli anni 80. Mi sembra che sia stato anche il tuo comandante. Ed è stato anche il mio comandante. Anche dopo va ricordato anche questo. Sì. Allora, così noi chiudiamo il collegamento qui da Piazzale Zenit a Bibbione, però vediamoci il servizio del nostro Omar Costantini con questa staffetta che domani vedrete qui ad arrivare in Piazzale Zenit. A te la linea Nicola, via il servizio. Dalle Alpi a quota zero, una staffetta via terra e acqua lungo il fiume Tagliamento in occasione della dunata alpina Triveneta di Bibbione. Partenza intorno alle 7 dalle sorgenti del fiume al passo della Mauria e arrivo alle 13 a Tolmezzo, prima tappa di questo lungo e intenso viaggio. Andiamo ad Amaro, da Amaro andiamo giù verso Carnia, dove ci sarà la staffetta che passerà il testimone da la sezione carnica e la sezione di Gemona. Sabato 15 la seconda parte della staffetta invece prevede la discesa in canoa partendo da Pinzano per raggiungere poi Bevazzana, la foce del Tagliamento, orario previsto intorno alle 16:30-17, dove verrà deposta la corona di fiori in ricordo di tutti i caduti alpini. Questa iniziativa sono circa 30 staffette con 4-5 persone per staffetta, quindi si va presto a fare i conti, più ovviamente gli affezionati. Così dunque è l'appuntamento domani, il primo appuntamento alle 11 dunque con la messa da Cerasolo.
Cesarolo, scusate. C'è un aggiornamento che viene da Conegliano, perché nel pomeriggio di oggi a Conegliano sono state avvertite 2 scosse di terremoto di lieve entità. La prima di magnitudo 1.7 della scala Richter si è registrata alle 15:51 con epicentro nella frazione di Ogliano, a una profondità di 16 km. La seconda, qualche minuto dopo, alle 16:03, ha avuto una magnitudo di 1.5 con epicentro sempre nelle vicinanze, ma poco più a sud del comune coneglianese, a una profondità di 14 km. Il movimento tellurico è stato avvertito in qualche piano alto delle abitazioni, non si registrano danni a cose o persone. La sanità: il primo caso in Europa di febbre Oropouche, una arbovirosi simile alla dengue, è stato diagnosticato in Italia in una paziente con una storia recente di viaggio nella regione tropicale caraibica in Veneto, accertata dal Dipartimento di Malattie Infettive Tropicali e Microbiologia di Negrar, nel Veronese. Il caso è già stato segnalato alle autorità sanitarie e alla ASL di competenza, che si trova proprio nella regione del Veneto. Il virus è stato isolato nel laboratorio, primo passo per poter sviluppare test diagnostici specifici e studi sulla capacità di veicolare il virus da parte di potenziali vettori, zanzare e moscerini diffusi anche da noi. Gli esperti del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità comunque rassicurano su un potenziale rischio di infezioni autoctone in Europa. Il virus, infatti, in questo caso di febbre Oropouche, è trasmesso da un vettore assente nel vecchio continente. In ogni caso, il primo caso in Europa di questo tipo di febbre è stato registrato in Veneto. E a proposito di zanzare, ci sono zanzare che proliferano in corsia nel reparto di pediatria dell'ospedale Cafoncello di Treviso. È arrivata la segnalazione di un nostro telespettatore. Non stiamo parlando di poche zanzare, stiamo parlando di tante zanzare. Le zanzare proliferano in corsia nel reparto di pediatria dell'ospedale Cafoncello di Treviso, rendendo alquanto fastidioso il ricovero dei bambini. A testimoniarlo una famiglia di Quinto di Treviso, la loro piccola di 1 anno e 3 mesi nel reparto per 3 notti è stata punta in più parti del corpo, causandole anche un gonfiore all'occhio. Per una bambina così piccola che non riesce a, schiaffeggiarsi, a mandare via le zanzare, e si è veramente riempita di punture, e a tal punto da sformarla, perché altrimenti non mi sarei mai sognato comunque di fare una segnalazione. Gli insetti, ci dicono, erano presenti anche in altre stanze e ambulatori. Preoccupati, i genitori hanno inviato una mail di protesta e provveduto subito a segnalare il problema al personale in corsia, infermieri, dottori, tutti consapevoli del disagio. E quando siamo andati comunque a lamentarci di questo, ci è stato risposto: guardi, ci farebbe un favore se facesse una segnalazione. Quindi anche loro sono ormai stanchi dopo questo. Non so se riguardi solo la pediatria o anche altri reparti. Chiaro che le zanzare non è che si fermino là. Finora, oltre alle disinfestazioni ordinarie, si sono svolti anche interventi straordinari di bonifica, ma dalla scorsa primavera ad oggi il problema è ancora presente. Le zanzare provengono dall'oasi poco lontana. Il direttore generale Francesco Benazzi ce ne spiega il motivo. Sì, intanto mi dispiace, mi scuso con i genitori, perché purtroppo siamo in un periodo difficile, nel senso che il clima non aiuta, le tante piogge, il fatto che non possiamo accendere l'aria condizionata perché altrimenti sarebbe troppo freddo nel reparto, soprattutto di bambini. Noi abbiamo già fatto delle disinfestazioni, le faremo ancora. È chiaro che queste disinfestazioni non funzionano con la pioggia. Queste sostanze che mettiamo, che sono ovviamente biologiche e non sono composti chimici, di fatto vengono annullate con l'acqua, e questo è il vero problema. E noi continueremo a fare disinfestazioni. Ho detto ai nostri operatori, appena voi ovviamente mi avete avvertito, di utilizzare anche ovviamente non solo i repellenti, ma anche utilizzare le piastrine da mettere in ogni camera. Così a reparto non resta che raccomandare ai genitori di inserire anche spray antinsetti e fornelletti con piastrine nelle stanze dei piccoli che sono ricoverati, almeno finché non cessano le piogge e le disinfestazioni diventano efficaci. Un'altra segnalazione di tutt'altro tipo viene sempre da Treviso, quartiere Santa Bona. Abbiamo raccolto la denuncia di un residente a cui non arriva la posta, pensate, da un mese. Da quando è andato in pensione il portalettere, la posta di Vicolo Casenobio ed è tutto il quartiere di Santa Bona, siamo senza posta, non riceviamo niente. Niente posta da un mese, e così tutti i residenti di quartiere Santa Bona, in particolare Vicolo Casenobio, non ricevono più la loro corrispondenza.
per colpa, pare, del pensionamento di un postino. Questa è la denuncia di Romano Ciocca, pensionato 85enne che così ha voluto parlare a nome di tutta la comunità. Io sto parlando di tutta la via, del mio vicolo Casenobio, saremo 150 famiglie, ci sono 5 palazzoni. Insomma, tutti siamo un po' arrabbiati. Quasi un quintale la posta ferma in magazzino non consegnata a circa 150 famiglie. La conferma è arrivata proprio dalle poste. Mi hanno detto che stanno assumendo, ma c'è un tempo per introdurli, perché devono avere diplomi, devono avere la laurea per mettere una busta dentro sulla cassetta della posta. Insomma, penso che sia una cosa abbastanza grave. Ecco, che non possano assumere una persona da sostituire un pensionato da un mese. Ci accompagna lungo la strada che porta al suo condominio per mostrarci le cassette delle lettere del palazzo. Della posta nessuna traccia. Stiamo aspettando le bollette della contadina, le bollette della luce, del gas. Se dopo noi dobbiamo pagare le contravvenzioni, chi ce le paga? Lecita domanda. Adesso andiamo a parlare di sport e parliamo dello straordinario oro nel nuoto di fondo conquistato da Barbara Pozzobon, l'azzurra di Macerata, la caimana del Piave, ha conquistato il primo posto nel 25 km femminile degli europei a Belgrado. Straordinaria la gara della nuotatrice, che l'ha vista dominare fino al traguardo con oltre 3 minuti di vantaggio sul secondo posto, con un argento già in tasca nella 10 km femminile di qualche giorno fa, sempre agli europei. Sono più di 5 ori quelli che hanno portato, sono più di 5 quelli che hanno portato il primo oro individuale della carriera della trentenne. Grande festa ovviamente a Macerata per il traguardo raggiunto da Barbara Pozzobon agli europei di nuoto. Adesso l'automobilismo, presentata nella sede dell'ACI di Treviso la nuova edizione, la 42esima della Vittorio Veneto Cansiglio, un percorso spettacolare ad alto livello tecnico per i piloti. 23-24 agosto, le date da tenere a mente. A Fregona si svolgerà un evento sportivo d'eccezione giunto al suo 100° anno di vita. La Vittorio Veneto Cansiglio compie 100 anni, un evento che ha fatto la storia. La 42esima edizione è stata presentata nella sede dell'Automobile Club Treviso. Una gara impegnativa non solo per noi economicamente dal punto di vista organizzativo, ma anche per i piloti che si iscriveranno, perché il tracciato sulla strada provinciale 422 da Fregona in cima è un tracciato riconosciuto come impegnativo, e quindi i piloti lo apprezzano anche per questo, e per questo confidiamo che molti si iscrivano. Una gara riconosciuta come gara valida per il campionato italiano corsa in salita, il campionato italiano velocità montagna Nord ACI Sport. 5.930 i metri che separano la partenza a Mezzavilla di Fregona dall'arrivo a Valsalega. È un motivo d'orgoglio, conferma che lo scorso anno abbiamo lavorato faticosamente bene e con l'aiuto di tutti, e ce l'abbiamo fatta. Il tracciato della Cansiglio è tra i più affascinanti, anche a livello tecnico una sfida per i piloti più specializzati. Speriamo che il tempo sia nostro amico e credo che poi il resto verrà da sé. Come lo scorso anno abbiamo avuto delle presenze importanti. Noi puntiamo sempre ad avere il massimo. Comunque l'anno scorso abbiamo avuto 110 iscritti come prima edizione dopo tanto tempo, quest'anno probabilmente qualcosa in più. E adesso vediamo che tempo farà, come ogni venerdì, con il generale Iannicelli. Ha avuto inizio anche l'estate astronomica, ma nonostante questo la situazione generale non si è stabilizzata. Vediamo dalla carta del tempo, domina ancora la situazione, una depressione che è localizzata sulle isole inglesi. Da là continua a indirizzarci aria instabile che provoca variabilità. Anzi, vedete proprio dalla stessa carta che tra sabato e domenica un sistema perturbato si adagia sulle Alpi. Gli effetti ne saranno evidenti sulle Alpi e soprattutto sui versanti che guardano a nord, quindi esteri, ma qualcosa riuscirà a travalicare, quindi a interessare anche la pianura. Più in dettaglio, quindi situazione discreta. Per sabato prevarrà il sole, anche se nel pomeriggio avremo un aumento della nuvolosità e poi soprattutto a ridosso dei rilievi qualche precipitazione anche di brevissima durata. Per domenica invece ancora tempo stabile con prevalenza di cielo sereno. Una variabilità ma con tendenza, ripeto, ad ampie schiarite ci accompagnerà per il resto della prossima settimana. I venti sono deboli con qualche rinforzo dai quadranti prima orientali e poi tende a calmarsi, quindi il vento a diventare variabile.
Per quanto riguarda le temperature, sono in linea con la stagione, le minime tra i 16 e i 18 gradi, le massime tra i 26 e i 28 gradi, e anche la prossima settimana non dovrebbero raggiungere i 30 gradi. L'Alto Adriatico tende a poco mosso dopo un aumento del modo ondoso proprio per la giornata di domani. E adesso andiamo nel bellunese. In apertura un tema molto delicato, quello dell'abuso sui minori, gli abusi sui minori nel mondo della Chiesa. Nell'ambito ecclesiale di Belluno Feltre dal prossimo 10 luglio sarà aperto il centro d'ascolto. A tutti i livelli di Chiesa si è mosso qualcosa, io lo riconosco anch'io, all'inizio era un po' una reazione anche da parte mia, ma lo devo proprio fare. Pian piano vedo che in questi anni questo ha creato davvero un sentire altro. Cogliere più in profondità le situazioni reali delle persone con una maturata consapevolezza consolidata. Lo squarcio sugli abusi sui minori, anche sessuali, ma non solo, nell'ambito della Chiesa, ha cambiato la cultura della trasparenza e anche le procedure. Nella prima sessione del cammino sinodale dei vescovi che si è aperto lo scorso anno, la tutela dei minori rientra fra le 20 questioni forti che la Chiesa affronta per rinnovarsi. Ho capito che tutela non è soltanto bloccare un abuso, ma è qualcosa da costruire, una dinamica molto aperta. Penso che la formazione stessa sia anche tutela, ma tutela in questo senso. Motore centrale delle linee guida fissate dalla CEI nel 2019 è la creazione di strutture operative per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. L'imperativo è passare dalla reazione alla proazione per fare in modo che quei temi enormi, come li ha definiti il vescovo Marangoni, non capitino più. Al dottor Paolo Bello, psicologo e professionista stimato per il suo impegno al Dipartimento delle Dipendenze dell'ULSS 1, il vescovo ha delegato il ruolo di referente diocesano. Ci rendiamo conto anche come Chiesa locale che è fondamentale fare rete tra tutte le agenzie educative. Siamo tutti corresponsabili, viviamo in una comunità civile prima che essere di una comunità ecclesiale, e questo ci richiama a una responsabilità collettiva, nessuno si può chiamare fuori. Il prossimo 10 luglio al Giovanni XXIII e ogni secondo mercoledì del mese sarà aperto il centro di ascolto diocesano. Referente dello sportello Elena Fontana, che assieme a Don Alessandro Coletti, all'avvocato Federico Bressan e alla professoressa Lorena Fontana compongono l'equipe diocesana. Ed è il tentativo che facciamo come Chiesa locale di abbassare la soglia, cioè rendere più accessibile la possibilità di far emergere eventuali situazioni particolari, delicate, di abuso, rischiose, eccetera. Fondamentale la formazione e la riscrittura dell'alfabeto della comunicazione, perché le fragilità di questo periodo storico derivano anche da relazioni mediate dai social che hanno dato la stura a nuove forme di vulnerabilità. Un cammino virtuoso che parte da una Chiesa con le porte e le finestre aperte. Fidarsi delle competenze, non soltanto interne nostre, ma avviare davvero un rapporto serrato per mettere in gioco davvero tutte le, altrimenti rischiamo un pochettino di avere una visione da un osservatorio parziale. Frana di Curago, frazione alta di Alpago, sono pronti a partire i lavori di ripristino della strada in seguito a un importante smottamento che si è verificato nelle scorse settimane a causa di piogge temporali. La provincia ha attivato una somma urgenza per l'intervento che vale poco più di 200.000 euro. La frana a valle della strada via Dolada ha messo a rischio il transito sul principale accesso all'abitato. L'operazione prevede l'installazione di micropali, la realizzazione di una paratia per rafforzare il versante sotto la sede stradale. In seguito verrà ricostruita la carreggiata con un solettone a sbalzo e per evitare ulteriori movimenti franosi saranno convogliate le acque meteoriche. Ci è voluto l'avvio di una raccolta firme che ha formalizzato la protesta del Comitato Genitori di Bambini che frequentano le Gabelli e le Cairoli in centro a Belluno per far decidere il Comune a prendere in considerazione la chiusura della stradina carrabile che vedete malconcia all'interno del plesso scolastico. La denuncia dei genitori è stata forte e chiara: la sicurezza dei bambini è prioritaria, hanno scritto, inviando foto del viottolo sterrato e pieno di buche come questa, che necessita non soltanto di manutenzione ma pure del divieto di far passare mezzi pesanti. Il Comitato oggi ringrazia il Sindaco per la risposta pur tardiva, auspicando che possano essere prese in considerazione anche le altre questioni inerenti alla sicurezza dei bambini esposte in un incontro del 9 aprile scorso gli assessori Roccon e Olivotto.
Un piccolo coltellino svizzero dimenticato nella borsetta è costato caro. Una donna bloccata dal metal detector all'ingresso dell'ufficio del giudice di pace di Belluno. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio e il personale della vigilanza ha fatto intervenire per competenze i vigili urbani del comando di Via Gavelli. La donna è stata denunciata a piede libero per porto abusivo di arma atta a offendere. A margine una curiosità: da alcuni mesi la più nota azienda produttrice di coltellini svizzeri tascabili ha deciso di togliere la lama per adeguarsi ai protocolli sulla sicurezza sempre più restrittivi. Oggi, in contemporanea alle celebrazioni in tutto il mondo della giornata del donatore del sangue, l'ULSS Dolomiti ha reso noti i dati dell'attività dell'unità operativa di medicina trasfusionale. Lo slogan è Dona vita, dona sangue. Nel territorio dell'ULSS di Belluno calza a pennello non solo per il numero di donazioni ma anche per la consistente pattuglia di donatori che sono sempre più giovani grazie a una campagna costante ed efficace svolta nelle scuole. Con oltre 14.000 donazioni nel 2023 fra sangue intero e plasma, la realtà può definirsi ben radicata, al punto che il numero è più che sufficiente non solo per il bellunese ma anche per altre realtà del Veneto e della Sardegna. La Sardegna ha tantissimi donatori, però ha tantissimi malati di anemia mediterranea, di talassemia, quindi ci sono alcuni ospedali che hanno 500 pazienti che necessitano di trasfusioni settimanali. Attualmente noi siamo l'unica realtà in Regione Veneto che supporta la Regione Sardegna, quindi diciamo anche per una questione di facilità organizzativa lo facciamo solo noi. I primi mesi del 2024 confermano il positivo andamento delle donazioni che sono sovrapponibili a quelle dell'anno precedente. Alla medicina trasfusionale dal 2010 si opera per trattare emocomponenti ad uso non trasfusionale per diverse patologie e in altrettanti ambiti, ortopedico, dermatologico e oculistico, oltre a svolgere attività clinica e di ricerca in collaborazione con l'Università di Padova. Fondamentale l'azione sinergica fra sanità e volontariato. La donazione di sangue veramente è proprio l'esempio di quanto sia importante il lavoro di squadra, l'integrazione tra il pubblico, in questo caso appunto il mondo del volontariato. È così che possiamo dare risposte veramente efficienti ed efficaci alla nostra gente. Oggi, in occasione della presentazione dei dati pubblicati per la giornata mondiale del donatore di sangue, nel quartier generale dell'azienda sanitaria bellunese sono intervenuti anche il vicepresidente della BVS di Belluno e il presidente dell'associazione Feltrina Donatori, che possono contare complessivamente su quasi 80 sezioni. Cresce il numero di prime donazioni grazie all'impegno costante sul territorio e alla vicinanza ai giovani. Nel Feltrino sono oltre un centinaio quelli in attesa della prima visita di idoneità. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.